impattato contro un tir in coda all'altezza dell'uscita San Donà di Piave, poi si è incendiata la macchina, risulta intestata un automobilista della provincia di Vicenza. Faida tra famiglie magrebine per la contesa della leadership nel controllo dello spaccio a Venezia. Dopo l'aggressione e l'accoltellamento nel weekend alle Zattere, polizia e carabinieri arrestano 5 persone appartenenti al clan. Movida violenta, risse, alcol e droga. Un mese dall'escalation delle tensioni in via Palazzo, sospensione del bar La Moretta, la titolare del locale è stata arrestata dai carabinieri per resistenza pubblico ufficiale. Al tavolo per l'ordine e la sicurezza in prefettura Venezia anche il ministro dell'interno Piantedosi, che a margine ha annunciato per la città più finanziamenti, più uomini e un reparto speciale per la sicurezza urbana. Sottoscritto l'accordo con la fuoriuscita incentivata dei 37 lavoratori della InvestCloud di Marghera a seguito della decisione di chiusura comunicata dal gruppo americano. A dirlo l'assessore regionale Massimo Bitonci. Sopralluogo dei vigili del fuoco con il drone alla scuola grande di San Rocco, individuate alcune cadute di intonaco, delimitata l'area sottostante per salvaguardare i pedoni. Bimbo di 3 kg e massa tumorale estratti l'uno dopo l'altro durante un solo taglio cesareo. L'intervento eccezionale all'ospedale di Milano, salvati mamma e neonato. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione veneziana di Antenna 3. In apertura una tragedia, lo avete sentito dai titoli, uno scontro mortale è avvenuto in A4 nel primo pomeriggio di oggi. Un'auto ha prima impattato violentemente contro un tir in coda all'uscita di San Donà di Piave e poi si è incendiata. Morta carbonizzata la persona alla guida dell'auto. Sono ora in corso gli accertamenti per verificare la sua identità. Uno scontro violentissimo, quello tra la BMW X1 e un tir nel tratto a 3 corsie dell'autostrada 4 tra Meolo e San Donà di Piave all'altezza dello svincolo di San Donà in direzione Trieste. Una giornata, quella sulla strada d'alto scorrimento, segnata da forti rallentamenti ripetutamente segnalati e che secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti il conducente dell'auto non avrebbe visto. Un rettilineo a tutta velocità per circa 500 metri quello dell'auto, la corsa finita con l'impatto fortissimo contro il mezzo pesante. Pochi istanti e il veicolo è stato presto interamente avvolto dalle fiamme. Una trappola mortale per quella che si ipotizza essere stata la donna vicentina alla guida a cui l'auto è intestata. Impossibile al momento stabilirne l'identità. Il corpo, infatti, è rimasto completamente carbonizzato. Nelle immagini l'operazione dei soccorsi su M118 e vigili del fuoco prontamente intervenuti sul luogo. Giunta anche la polizia stradale e il personale ausiliario di Autostrade Alto Adriatico per i rilievi di rito e la gestione dei flussi automobilistici. Chiusure e viabilità modificata per consentire le operazioni di soccorso, rimozione dei mezzi e bonifica della carreggiata. Le autorità hanno disposto infatti la chiusura immediata del tratto autostradale tra San Donà e Cessalto, istituita l'uscita obbligatoria al casello di San Donà per tutti i veicoli provenienti da Venezia e diretti verso il Friuli Venezia Giulia, registrati per ore, pesanti disagi alla circolazione e code in tutta la rete limitrofa. Le indagini proseguono per appurare l'identità del conducente. Faida tra famiglie magrebine per la contesa della leadership nello spaccio a Venezia. Dopo l'aggressione e l'accoltellamento nel weekend alle Zattere, ora polizia e carabinieri hanno arrestato 5 persone. Sono stati arrestati in 5 appartenenti al clan della famiglia tunisina Sacca in seguito all'escalation di violenza a Venezia sfociata nell'aggressione e nell'accoltellamento di alcuni membri della famiglia tunisina Mallat. Violenza che nasce dalla faida per la contesa sull'acquisizione della leadership nella gestione dei traffici illeciti nella città lagunare, in particolare per il controllo del territorio e lo spaccio. Gli arresti arrivano a seguito delle indagini coordinate dalla procura con polizia e carabinieri. Gli investigatori hanno individuato e fermato gli uomini che avevano colpito con katane e coltelli nel corso di una rissa i rivali, ferendone 2, costretti poi a rivolgersi alle cure dei sanitari all'ospedale. I 2 tunisini erano già stati feriti in una precedente rissa un mese fa in Calle San Barnaba e poi una ventina di giorni prima in Campo Santi Apostoli. La polizia ha inoltre ricondotto ad alcuni appartenenti a un clan il tentato omicidio di un connazionale il 22 aprile scorso. L'operazione ha portato a 2 distinte misure cautelari che dispongono
confermano la custodia in carcere emesse dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di 5 persone gravemente indiziate a vario titolo di tentato omicidio, lesioni aggravate, rapina e furto aggravato. Movida violenta, rissa, alcol e droga. Un mese dall'escalation delle tensioni in via Palazzo, dopo la sospensione del bar La Moretta, la titolare del locale è stata arrestata dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. Sarà ora processata per direttissima. Io non sono d'accordo dell'ordinanza e ce l'ho tante persone da firmare perché hanno visto come è successo le cose. Non è colpa del mio bar. Se io mi rifiuto di dare a una persona e io sono... dico alle persone perché erano delle persone che non li voglio un bar mio, io ho detto che non sono gradevole un bar da me, non sono questa che loro escono fuori e mi buttano le mie sedie che non c'entrano niente. Allora, io non nego cosa perché hanno preso dal mio bar le sedie. Il bar è già venduto, sai, non penso niente, io ho venduto il bar e vado via perché non ce la faccio, perché mi hanno mandato in disperazione, io ho 2 bambini da crescere, io non posso andare avanti così. Pagare per colpa di altri. Parlava così un mese fa Cristina, la titolare del bar La Moretta di via Palazzo a Mestre, al centro delle polemiche per la movida violenta all'indomani dell'ordinanza della questura che aveva disposto la sospensione dell'attività per 15 giorni e la chiusura anticipata per 45. La donna è stata arrestata dai carabinieri in una sala slot e sarà presto processata per direttissima. I militari dell'Arma erano stati allertati da una passante che aveva notato la donna entrare in fretta e furia in un furgone in via Torino, temendo potesse trattarsi di una situazione di pericolo. Le forze dell'ordine, a seguito della segnalazione, avevano poi trovato la signora in una sala slot di via Cappuccina, sempre a Mestre, dove in evidente stato di alterazione ha dato in escandescenza scagliandosi contro i militari. Dopo aver rifiutato le cure dei sanitari a lei offerte, la donna è stata bloccata e arrestata. In via Palazzo, intanto, secondo i commercianti, la situazione pare essere tornata sotto controllo. Siamo tornati alla situazione di serenità della via in centro città, insomma. Di sera poi non può essere che capitino ancora dei momenti di disguido, perché comunque tipo in Calle del Gambero è comunque una via chiusa e può essere che ci sia ancora qualche persona che magari vada lì a fare cose non propriamente lecite, però come in qualsiasi altra calletta o piccola strada chiusa della città, insomma. Il problema principale evidentemente era proprio quello legato all'apertura di questo locale. In prefettura a Venezia, al tavolo per l'ordine e la sicurezza, anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato l'arrivo di più uomini, più finanziamenti e un reparto speciale per la sicurezza urbana. La procuratrice ha preannunziato che costituirà un nucleo specializzato proprio sui reati di sicurezza urbana, quindi sarà un'interfaccia specializzata proprio con le forze di polizia sui reati che riguardano proprio la sicurezza urbana. Abbiamo dato 457 uomini in più delle 3 forze di polizia. Stiamo cercando di dare un contributo anche per quello che riguarda il miglioramento delle dotazioni logistiche alle politiche di sicurezza, tipo abbiamo 1.700.000 euro e oltre che abbiamo destinato per il triennio in corso al Comune di Venezia col Fondo Sicurezza Urbana, vale a dire risorse per videosorveglianza oppure per lo straordinario dei vigili urbani, ma ho annunciato che ho anche in animo di dedicare 2 milioni di euro specifici alla città di Venezia dei fondi sviluppo e coesione del Ministero dell'Interno. Siamo in attesa di poter sottoscrivere un accordo con la Regione e quindi destinare 2 milioni di euro da destinare proprio alla riqualificazione e alla rigenerazione urbana della zona di Via Piave, quindi un intervento di concorso anche con dei soldi chiaramente alle politiche che il Comune metterà in campo probabilmente per riqualificare quell'area. Quindi, insomma, il miglioramento della situazione quindi in Via Piave, dice, o comunque generalmente sa che Mestre anche per i dati del suo ministero è una delle... Mi dicevano che rimane una situazione sempre da attenzionare, ma che nella sinergia che è stata messa in campo c'è una prospettiva di cura, come è doveroso da parte mia ma da parte nostra, nei confronti di una città straordinariamente meravigliosa, bellissima ed importante come Venezia, che è una cartolina dell'Italia. Quindi ecco perché oggi ho voluto assicurare la presenza anche per dare il segno tangibile dell'interesse, e tornerò in occasione di queste iniziative che abbiamo programmato. E c'è stato anche un sopralluogo del vice premier e leader della Lega Matteo Salvini al cantiere del nuovo stadio e alla stazione di Mestre, insieme al governatore Stefani e al candidato sindaco Venturini. Sopralluogo allo stadio
all'Arena, con un investimento pubblico importante, con molto meno cemento rispetto a quello che prevedeva il progetto originario della sinistra, e con Ferrovie dello Stato che sta lavorando alle progettazioni della fattibilità della fermata ferroviaria Stadio, e lì sarà un polo sportivo, musicale, culturale notevole. E poi qua 30 anni che si aspettava la connessione fra Mestre e Marghera. Questa è la 7ª stazione in tutta Italia per traffico, 18 milioni di passeggeri, 700 treni al giorno. Avete visto il progetto, con meno di 100 milioni ad oggi di esecuzione, nell'arco di pochi anni cambierà completamente volto. Sopralluogo del vice premier ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, prima il cantiere del nuovo stadio, poi alla stazione di Mestre, dove è stato illustrato il nuovo hub intermodale che cambierà il volto entro pochi mesi. Ci sarà una connessione fra Mestre e Marghera che non saranno più divise, con stazioni autobus, taxi, questura, uffici. Quindi ringrazio i tecnici delle ferrovie che stanno facendo un lavoro enorme. Ad accompagnare il vice premier leader della Lega, il governatore Stefani, e il candidato sindaco di centrodestra Simone Venturini, che ha evidenziato l'importanza della sinergia tra governo, regione e comune anche nella realizzazione di un progetto così importante per Mestre. C'era il tema della fermata stazione, su cui il ministro si è impegnato personalmente, e quindi riceviamo 2 belle notizie in questa giornata, e devo dire che lascia intendere l'importanza anche di una filiera di collaborazione tra regione, comune e governo. Tutti interventi su cui in questi anni sono sorti comitati che hanno detto di no, che hanno bloccato le autorizzazioni, che hanno bloccato i lavori, che hanno bloccato le procedure, che tentano in qualche modo di bloccare questa riqualificazione. Questi comitati sono oggi tutti quanti ben alleati del candidato Martella, ed è per questo che i cittadini devono scegliere tra una città bloccata e ingessata e una città invece che vuole crescere e svilupparsi. Il vice premier Salvini è intervenuto anche in merito alla moschea di Via Giustizia, che nelle ultime settimane ha scatenato polemiche e acceso la campagna elettorale. Ci sono delle leggi che vanno rispettate da tutti. Le parrocchie rispettano le leggi, le sinagoghe rispettano le leggi, buddisti, valdesi, protestanti, Hare Krishna rispettano le leggi. Non ci può essere una religione che rispetta la legge quando conviene. E quindi le cose si fanno se rispettano tutte le normative comunali, regionali e statali, e non mi sembra che i cosiddetti luoghi di culto islamici le rispettino sempre come le rispettano tutti gli altri. E oggi è stato anche sottoscritto un accordo per la fuoriuscita incentivata dei 37 lavoratori della InvestCloud Italy di Marghera, a seguito della decisione di chiusura comunicata dal gruppo americano che la detiene. La società italiana è specializzata nella realizzazione di piattaforme e soluzioni informatiche per gestire le operazioni di società finanziarie. A comunicarlo l'assessore regionale Massimo Bitonci, a margine del tavolo regionale relativo alla crisi dell'azienda. Alla riunione hanno partecipato l'azienda con i suoi consulenti, Confindustria Veneto Est e le organizzazioni sindacali. Al netto del rammarico per la cessazione dell'azienda, ribadisce l'assessore, possiamo definire un risultato positivo l'accordo odierno, il cui contenuto è stato già ratificato nell'Assemblea dei lavoratori. E i membri del coordinamento No Inceneritore Fusina tornano sul piede di guerra con i dati ufficiali di ARPAV. La raccolta differenziata è infatti in calo a Venezia con l'aumento della produzione di rifiuto e dei costi. L'inceneritore brucia, la raccolta differenziata e inquina. I membri del coordinamento No Inceneritore Fusina tornano sul piede di guerra con i dati ufficiali di ARPAV. Su Venezia Comune, per esempio, la raccolta differenziata nel 2021 era al 65%, adesso è al 62,8%, quindi c'è un calo. A livello di bacino c'è un più 0,8%, ma insomma è stabile, quindi è ferma negli ultimi 5 anni. Il fatto grave è che aumenta tantissimo la produzione del rifiuto complessivamente, cioè sul comune di Venezia siamo al più 12%, quindi siamo a 165.000 tonnellate, e aumenta anche la produzione di rifiuto pro capite. Questo perché ovviamente non si è puntato sulla raccolta differenziata spinta, sul porta a porta, né è stata fatta alcuna politica di riduzione dei rifiuti. Questi dati sono impietosi, continua Donadel, che insieme al comitato ha organizzato un presidio davanti al municipio in via Palazzo a Mestre.
questi dati testimoniano che purtroppo avevamo ragione quando dal 2019 ad oggi abbiamo portato avanti una battaglia contro la costruzione di nuovi inceneritori, che siano quello di Eni, che infatti è stato bocciato dalla valutazione di impatto ambientale, dalla valutazione di impatto sanitario, o che siano quelli di Veritas ancora attivi. Purtroppo avevamo ragione non solo da un punto di vista della salute, per tutto quello che riguarda i loro fattori di inquinamento, ma anche per quanto riguarda il meccanismo sbagliato alla base degli inceneritori, cioè il fatto che non sono una soluzione per lo smaltimento dei rifiuti, ma invece continuano ad aumentarne il problema. Ci piacerebbe sapere cosa dice chi per tutti questi anni ha continuato a legittimare e difendere a spada tratta gli inceneritori. A preoccupare sono soprattutto i danni sulla salute. Ce ne sono tanti e già molto ben dimostrati, soprattutto sui bambini fin da prima della nascita, perché le madri incamerano queste sostanze e gliele trasmettono. E quello che preoccupa in una situazione come questa è che i rifiuti che quotidianamente vengono bruciati contengono elevate quantità di PFAS. Si parla di 50 nanogrammi ogni grammo di rifiuto, che si trasforma in milioni di nanogrammi, e quindi lei capisce che quando ci dicono che i nanogrammi che le quantità che vengono emesse dall'inceneritore sono piccole, sono basse, che non sono pericolose, che sono entro i limiti, noi sappiamo solo che vengono emessi miliardi di unità tossiche, cioè di unità di metalli pesanti, di PFAS o di diossine che fanno male. Nella corsa sindaco di Venezia, anche Futuro per Venezia Mestre di Luigi Corò, la proposta è quella di portare in strada agenti in borghese per aumentare la sicurezza. Impegnare sul territorio le forze di polizia in borghese piuttosto che in divisa. La proposta per disincentivare la presenza di spaccio nell'area Mestre Marghera arriva dal candidato sindaco per Futuro per Venezia Mestre, il cui programma vede come priorità proprio la sicurezza, non solo agenti nel territorio ma anche telecamere con riconoscimento facciale. Non servono altre centinaia di poliziotti, secondo noi. C'è solo bisogno di utilizzarli in maniera migliore. C'è poi il tema dell'abitare e della casa. Futuro per Venezia Mestre si propone di ridare alla cittadinanza le case vuote e sfitte. Abbiamo centinaia e centinaia di appartamenti che potrebbero essere dati alle giovani coppie e sono lì, fermi. Noi vogliamo che quel patrimonio pubblico venga immediatamente messo a disposizione. Esodo progressivo, proprio si sente nella cittadinanza la volontà di lasciare Venezia, Mestre, Marghera per comuni più tranquilli, più sereni. E noi sapremo invertire la rotta. Altro punto cardine, la stretta all'immigrazione. Stop a un'immigrazione incontrollata. C'è bisogno dell'immigrazione? Benissimo, ma questa deve in qualche modo essere controllata, altrimenti è impossibile l'integrazione. Dobbiamo garantire un futuro anche attraverso un'industria salubre, però questa non deve danneggiare il territorio. Libera e CGIL hanno presentato ai candidati sindaco a Venezia un patto per la trasparenza e la lotta alla corruzione. Si chiama Venezia Città di Vetro ed è anche un sito a cui i cittadini potranno inviare denunce con la garanzia dell'anonimato. Un piano per prevenire e combattere la corruzione con una mappatura del rischio, una separazione netta tra chi decide e chi gestisce la cosa pubblica, un responsabile anticorruzione autonomo e competente e ancora selezioni pubbliche competitive per dirigenti e amministratori con commissioni esterne indipendenti e piena trasparenza dei percorsi. Sono punti del documento Venezia Città di Vetro su legalità, trasparenza e anticorruzione che Libera e CGIL Venezia hanno presentato ai candidati sindaco alle prossime amministrative. Sono temi importantissimi per questa campagna elettorale, visto appunto le vicende del comune di Venezia, ma anche prima per il discorso del sistema MOSE.
e tante altre, Raclea, non voglio fare la lista della spesa, però appunto è importante, sembrano argomenti di secondo ordine, però per noi sono fondamentali per una giusta amministrazione e che si rivolge appunto agli ultimi, che si occupi proprio degli interessi dei cittadini. Secondo Libera CGIL, la permeabilità delle istituzioni alla corruzione non è un fatto episodico, ma è il risultato di meccanismi opachi, commistioni tra politica e gestione, catene di nomina chiuse e controlli insufficienti. Venezia ha bisogno di un cambio di paradigma. Dopo l'inchiesta Palude serve maggiore trasparenza, maggiore efficacia dei processi pubblici, un piano anticorruzione che metta al centro i dipendenti come primo presidio di legalità. Si esce da quello che è accaduto a questo comune, dall'inchiesta che l'ha colpito, dagli arresti, con più trasparenza, più coinvolgimento, più partecipazione e una totale trasparenza di tutte le scelte amministrative. Non è pensabile vivere in un meccanismo in cui l'opacità regna sovrana quando invece serve la trasparenza. Per questo Venezia deve essere una città di vetro. Il nucleo sistemi aeromobili a pilotaggio remoto dei Vigili del Fuoco ha effettuato un sopralluogo di verifica strutturale della scuola grande di San Rocco nel sestiere di San Polo. Grazie all'utilizzo dei droni è stato possibile individuare alcune cadute di intonaco in parti particolarmente elevate e difficili da raggiungere in sicurezza dagli operatori. L'attività di ricognizione aerea ha consentito di delimitare tempestivamente l'area sottostante interessata dal passaggio dei pedoni a tutela della pubblica incolumità. E cambiamo decisamente argomento, parliamo di un intervento record, giusto il tempo di prenderlo in braccio e di sentirlo vagire che i ginecologi erano di nuovo chini sul ventre della madre ad asportarle una massa addominale di 30 cm di diametro. La neoformazione, che ha cominciato improvvisamente a sanguinare, stava accanto al nascituro e di tali dimensioni, associata a una gravidanza di 37 settimane. Il primario dell'ostetricia milanese Jacopo Wobersnich non ne aveva mai viste in 40 anni di carriera. Madre e neonato sono stati salvati dopo un'ora e mezza di intervento e ora stanno bene entrambi. Lei è una 36enne del milanese. Oltre ad essere eccezionale per peculiarità del caso, modalità raffinate di intervento ed esiti positivi, questa operazione chirurgica rappresenta la complessità dei casi che si affrontano in un ospedale moderno. Queste le dichiarazioni del direttore dell'Ustre Serenissima, Massimo Zuin. E questa era l'ultima notizia di oggi. L'informazione di Antena 3 ritorna alla prossima edizione. Grazie per essere stati con noi e buona serata.